Buonasera a tutti, dopo mille peripezie dettate dalla tecnologia anche oggi, do un benvenuto a Martino anche a questa serata. Buonasera a Marti. Ciao, ciao, buonasera a tutti, ciao. Allora, come va con la fortuna? Non c'è. Oggi è stata un po' dura, eh. Ho detto, dovremmo fare una sigletta con, com'era la Rai? Sì, Torneremo. al più presto. Più presto Esatto, possibile. Cercheremo di più prima possibile. risolvere i problemi tecnici. Allora, vabbè, dai. Oggi di cosa parliamo, Martino? Allora, oggi parliamo di un complesso nuragico che ci ha un po' fatto innamorare a tutti quanti, quelli che l'hanno visto, situato nel parte risulta metà cioè risulta nel censimento sia del comune di Muravera che nel censimento del comune di San Vito, perché è un sito il cui confine tra i due comuni passa proprio in mezzo, quasi in mezzo, ecco. In Lo mezzo al comprendo. nuraghe. Ci sono diversi siti qua nel Sarabus che fanno questa roba qui, che sono proprio nel confine tra i due comuni. Tra l'altro su Sciuscio anche la Modizzi, Esatto. che è il nuraghe Santoru. Nuraghe. Santoru, questa struttura molto grande, a controllo sempre della Valle di Senni, abbiamo già visto anche su Zippiri, per esempio. Fa parte poi vabbè, di un complesso molto più esteso, dove ci sono anche altre nuraghe. Qua si vede per esempio Saspadua, Cadagiu, c'è più su Marongiu, ce ne sono diversi. C'è proprio una corona di nuraghi tutto attorno della Valle dei Senni e dell'insediamento di Guili Senni, appunto, o Argiola d'Imperia. Vedi, Bruco di Tionagiu, Marongiu 2, Marongiu 1, Saquasecis. Esatto. E poi la triade di cui abbiamo già parlato, che sta proprio lato est opposto, nord-est più o meno, ma quasi Esatto. est. Proprio così. Volevo dare un coso, un'informazione per quanto riguarda il nome, anche cercando, anzi, partiamo prima dalle ipotesi che ci ha suscitato prima questo nome, va? Sì, allora praticamente su una carta, forse è la carta geologico-mineraria di fine 1800, è censita come Santorum. Quindi un po', cioè, ti fa pensare, no, questo nome Santorum, cioè, ti viene un po' in mente, no? Anche, E poi cosa ci abbiamo diciamo, ad esempio qua? Cosa c'è nell'atto opposto a ovest? C'è proprio il santuario, ma questa è così. È tutta una zona di santuari in pratica. Così questa è la supposizione, logicamente. sì, 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 è molto vicino. Però lì adesso dovremmo intervistare un po' il nostro presidente, no? Danilo, per capire. Una cosa è certa, per arrivare al sito, cioè non per arrivare al sito, il sito sorge praticamente vicinissimo a una vecchia strada carrareccia che saliva lì sulla montagna, che quindi è ipotizzabile potesse essere anche tipo una strada, perché questa strada passa sotto il nuraghe Saspadua e poi sotto il nuraghe Santoro, quindi probabilmente credo, cioè nel senso, molto romanticamente ci fa pensare che potesse essere quella vecchia strada anche utilizzata dai Questa qua, nostri guarda, avi nuragici. diciamo che si Esatto, è vede proprio quella là. proprio un tracciato importante, bello grosso, che poi si perde qua, però si perde proprio su nella salita, nella zona di Santoro stesso, insomma, in pratica. E invece Giuseppe ci aveva suggerito per quanto riguarda il nome che fosse un cognome che poi vuol dire tutti i santi, te lo ricordavi questa cosa qua? Sì, sì. Quindi Omnium Santorum sarebbe la cosa.
sì, vabbè, ogni santo, tutti i santi in pratica, dal latino, insomma, come derivazione medievale. Ci siamo andati insieme, finalmente un uragano che Esatto, abbiamo visto insieme. esatto, esatto. Vabbè, Sì, a comunque me che mi ha sono... scioccato la prima volta quando avevo fatto il censimento su carta, il primo lavoro che è stato fatto, diciamo, per Archeosarrabus, poi li avevo tutti posizionati su Google Earth, questi puntini, questi qua, questo che vediamo, mi aveva colpito, mi aveva scioccato, anzi, vedere dall'alto il fatto che ci sono intorno a questo nuraghe ci sono dei muri con delle torri, sembra quasi una fortezza medievale. Eh sì, Eh, esatto, infatti poi lo vedremo bene nel dettaglio con le fotografie aeree, con le fotografie lì sul posto. Diciamo che in realtà è una struttura molto complessa, appena arrivi dici, porca miseria, cosa c'è qua davanti? Cioè si staglia davanti al camminatore questa prima muraglia subito nella parte bassa dell'uragano. La torre è la prima cosa che vedi, ma poi si vede subito questo muro nella zona ovest, in questa zona qua, che credo che sia proprio questo qua che sia bello grosso anche come sì, cosa. sì, esatto. Perché poi se ne vedono, Tra vedi, l'altro, boh, sì, sì, se ne vedono tre o quattro di torri. sì, Sì. lo spessore di Tra questo, l'altro, cioè, tra l'altro, diversamente tipo da Sacco Secchi, cioè non lo conosce nessuno, cioè, non è conosciuto questo posto. eh sì, anche vabbè, è leggermente più distante dalla Quasecis rispetto alla strada principale, che sarebbe questa la strada principale, quella che va poi, vedete, qua sale, 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 sale e arriva a Sacquasecis, in pratica, passando da qua, che questo qua è il punto dove ci siamo Sì, fermati per attraversare e arrivare poi qua. Mm. In questa zona leggo scritto molto, molto tombe dei giganti. Mm. Mm. sì. Anche se poi ne restano veramente poche, cioè tolta su Zipoli, per esempio, le due giù di San Spadua, ormai non c'è più nulla. Ne La hai tomba dei provate? giganti, quelle giù, non questa qua del nuraghe, cioè le altre due che sono giù, quelle gialle. Non resta, scendi ancora, ecco, praticamente non resta nulla. Sono censite però, sono censite sia nella PUC che nella Carta dei Beni sia nel PPR. Però, Mentre, però insomma mentre non li hai ancora trovate in pratica. no, no, ho parlato anche con i proprietari del terreno, cioè non c'è veramente nulla, non c'è, quindi non so adesso il censimento da dove ce l'abbiamo ricavata questa cosa. E se fosse un terreno molto alluvionale, questo qua, visto che passano diversi torrenti qua in mezzo, dici che non sono stati poi seppelliti da acqua, cioè scusami, dall'acqua, dai detriti in pratica, o forse è troppo esagerata come ipotesi. No, vabbè, è molto aratto sicuramente il posto. Ah, Di ok, sicuro. quindi Sì. non è basso questo, questa zona qua, No, non è no. zona... Ok, aspetta che rimetto un attimo il rilievo per capire meglio. Non è che si capisca troppo. Diciamo che si capiscono più queste qua. Sta Spadua, che è la prima cosa che si trova, infatti, salendo, ma è invece la Sì. tomba dei giganti che dici qua non sarà questa qui. Allora, sono sceso laggiù io. Eh, Ci sono delle strutture tonde, come se fosse tipo una zona cioè nel senso prima del nuraghe, come se fosse tipo un antemurale, capito? Che passa intorno, perché sono comunque strutture tonde con pietre di grandi dimensioni, quindi fanno ipotizzare che siano comunque funzionali al sito, però hai visto quanto sono? 10-15 metri staccate dal nuraghe in sì, sé.
Sì, 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 sono anche più di 15 metri questi morti, eh. eh, Li fanno misuriamo pensare proprio direttamente. Da qua a qua, 6 chilometri, facciamo 400 mettere che sia... metri, No, 41 40 metri. metri. Vabbè, Pizzica. pensavo di più. Invece no, sono 40 metri. Comunque, vedete, vi stiamo dando dei tips, dei regalini così per riuscire ad utilizzare Google Earth. Facciamo il corso di Google Earth. Comunque, che ne dici? Partiamo con il tuo filmato, quando ancora non c'era la regia da parte di Marco Melis. Esatto, il video è proprio tra i primi che ho fatto, è diciamo abbastanza grezzo, nel senso che lo facevo col telefonino e non c'era tipo nessun montaggio dietro, perché sono scarsissimo queste cose. No, è solo E perché quindi molto sincero, ecco. non c'è computer decente, è solo quello il problema, che non puoi utilizzare programmi seri. Comunque, salutiamo Jimmy, 85 Solonas, o Solanas per gli amici. Ciao Ciao Adriano, Jimmy, ciao come Adri. stai? Tutto bene? Loro sono stati partecipi lo scorso fine settimana dalla polizia del nuraghe di Porto Pirastro, di Costa Rey a Moravera e sono curioso, sarà una delle prime cose che farò andare a vedere come è andato il lavoro, insomma. Non potevo pettinare. Ma nel video, Adri, nel video dici? Non nel video sono partito pettinato, sono arrivato e scrivevo, ah, però. Infatti, guardate, appena parte sentite subito, com'è che li chiami tu? I- i- i tuoi ansi, mille cose. Aspetta, non me lo ricordo adesso. Sì, Perché adesso sì, e sto sono arrivato montando... su. Allora, la mia idea qual era? Quella di arrivare su, di fermarmi, di rilassarmi un attimino, quindi far passare, diciamo, perché comunque la salita non è proprio agevole, cioè nel senso è agevole, però è abbastanza impegnativa, no? Quindi io ho faticato un po', sono arrivato su che stavo praticamente ansimmando, ho detto mi fermo un attimino, mi rilasso e poi faccio il video. E invece come sono arrivato su, visto quel muro, cioè non sono riuscito proprio a trattenermi, mi ha scioccato, e allora ho fatto il video proprio nella foga, Per così come sono direttissimo. arrivato, ecco. Sì, Fa- sì. Fatto bene. Perché sto montando il nuovo video, quello lì, il secondo di quarto, dove vai? Vi risparmio, non mi ricordo cosa dici. Vabbè, non fa niente. Andiamo, via. Ciao a tutti ragazzi, avrei potuto riposarmi un attimo prima di girare questo video, ma l'emozione è stata talmente grande che non sono riuscito a trattenere il ditino. Allora, oggi sono al nuraghe Santoro, praticamente nel confine tra Muravera e San Vito. Siamo sempre a corona della valle di Senni. Abbiamo già visto Sacquasecis, abbiamo già visto Zipiri, Santoro, poi ne manca qualcun altro. Ma ragazzi, adesso vi faccio vedere da un po' lontano vi do una prima così, un primo assaggio di che cosa è il nuraghe Santoro. Ecco qua, questa cima di granito del posto. Guardate qui davanti una prima opera, guardate qui davanti una prima opera muraria imponente con massi giganteschi, tra l'altro costruita sfruttando la roccia naturale del posto. Non so se notate, più avanti lì prosegue questo, praticamente questo, la struttura, eccola là, e sopra lì la torre centrale. Allora, le dimensioni sono è grandissime, adesso magari dal video non si capisce bene, però diciamo che dalla, ecco, guardate, vedete l'Ele, provate a immaginare adesso l'Ele lì in fondo che sta salendo verso la torre, guardate le dimensioni,
L'insediamento qui era forse uno dei più grandi che ho visto fino adesso nel nostro territorio. Guardate anche Erika laggiù, che vi dà l'idea di quanto è grande questo, diciamo, questo antemurale, questa cortina che probabilmente fungeva da protezione per il fulcro, il centro del complesso. Mi trovo ora all'interno di quel grosso muro che abbiamo visto, diciamo, frontale. Era molto probabilmente una corte interna, si vede qui il muro, quello che abbiamo ripreso da giù. Vabbè, poi la vegetazione non ci permette di... però si capisce che praticamente c'era uno spazio vuoto qua dentro, come se fosse un cortile interno, che poi si riallacciava a questo muro. Altre strutture poi verso la torre centrale che è là sopra, che adesso cerchiamo di capire, però ecco, questo dà proprio l'idea che fosse un cortile interno di dimensioni notevoli. Avrà un diametro di almeno 10-15 metri. Eccomi giunto alla, diciamo, torre centrale. Come potete notare, la disposizione dei filari è inusuale, no? Diversi da quelli che abbiamo visto fino ad oggi. Si alternano, ecco, vedete queste pietre irregolari con, ecco, delle file un po' più sottili che servono per pareggiare un po' Sallivella, per metterlo a bolla, e come potete vedere è rimasto intatto. Adesso eccolo qua, l'architrave sopra. Adesso vado a verificare se quel buco che si vede magari è stato determinato dal crollo della finestrella di scarico, o se magari è un crollo e basta. Ecco qua si intravede diciamo, l'interno della torre, mentre sotto l'architrave qua nell'ingresso è tutto crollato. Poco a poco luce si vede, poi è crollato. Adesso io proverò a vedere se si riesce a capire dentro com'è. Ecco l'ingresso visto dalla parte interna. Ecco qua, con tutto il materiale di crollo. Le pietre sono belle, di dimensioni. Poi tra l'altro qua si intravede una nicchia qui sotto, che non so se poi magari c'era magari il passaggio per qualche altra struttura, che non so. Qui nel lato a nord della torre, come potete vedere, questa cinta muraria possentissima che prosegue verso nord, ogni tanto intervallata da adesso magari col video così non si vede la forma, però per esempio questa qui è una torretta, la forma, una pianta tonda, così come c'è una pianta tonda questa qua, come se fosse stata una torre, e lì probabilmente c'era un ingresso, un passaggio che portava dentro questa corte interna grande, a protezione della torre centrale che vedete lì. Guardate qui, ancora sono sempre lato nord, ancora guardate come è proprio organizzato a livelli, cortina, pietre, piano, pietre, piano, torre. Era proprio organizzato a piani. Inizia bellissimo. Ragazzi, io ogni volta ne vedo uno, ogni volta dico è il più bello che ho visto, e poi ne vedo un altro che è ancora più bello. Cioè, ragazzi, qua, cioè, veramente è meraviglioso, con questa cortina intorno. Qui in zona non avevo mai visto uno così simile a questo. È bellissimo, però non vi dico dove si passa questa strada, non ci indesti. Mi sono dovuto fare vi dico dov'è, ma non vi dico dove siamo passati, perché ragazzi mi sentite in colpa nei vostri confronti. Ci siamo fatti un mazzo così per arrivarci, non c'è un sentiero, abbiamo dovuto fare bosco. Se qualcuno se la sente, se lo guardi su Google, perché veramente è molto faticoso, ma ripaga. Ragazzi, qua Lele ci sta riportando all'ordine, perché l'orario ormai si fa tardo. Da Nuraghe Santoru, o Santorum come lo chiamavano Esantigus, è tutto.
Se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto il sito, mettete mi piace, condividete e obbligate i vostri amici a fare altrettanto. Ci vediamo alla prossima e ancora grazie per il vostro sostegno. Ciao Erika. Va bene così, grazie. Eccoci qua. Siamo tornati. Mi senti, Marti? Sì, 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 sì. Sì, sì. No, stavo pensando che quest'ultima osservazione che ho fatto sulla strada, che poi in realtà la strada c'è, però non Sì. l'avevamo beccata a noi, quindi... Vedi, più si va avanti, più aumenta la coscienza e la conoscenza, quindi e maggiori saranno le indicazioni che vi sapremo dare. No, vi devo dire che se non fosse stato perché avevamo un compagno di avventure non molto veloce, la volta che siamo andati saremmo saliti e scesi in 15 minuti, dai, non di più, detto chiaramente. Sì, Adri, Soprattutto la... quando vuoi, Adriano, mi ha scritto, mi devi portare, quando vuoi. Vabbè, Adri, tu sappi che lì mi sa che bisogna portare anche la motosega. Non dirlo. Alexa, Tra stop. l'altro, eh? Io- tra No, non lo l'altro, so. sì? Dimmi, dimmi, Marti. No, sembra quasi che fosse tipo che fosse un punto di controllo di un passaggio, perché poi lì hai visto, vabbè, tu sei venuto con me, quindi l'hai visto, no? Lì sopra c'è quel pianoro dove poi c'è il nuraghe Cadagio anche, che è Mhm. praticamente risulta una valle sopra le montagne, una valle con un fiume che poi scorre verso giù, verso il Rio Cannas, dietro San Priamo. E lì sembra quasi che ci fosse tipo lì dove io dico che ci sono i gradoni, no? Da praticamente a questo passaggio che è nettissimo, che va verso giù, verso la Valle di Seni, come se ci fosse stato, come se fosse stata una strada lì, no? Che saliva. E Mhm. questo fosse un presidio, un punto di controllo, come te lo posso dire, un checkpoint, no? Sì. Eh, Marti, sopra poi per un passaggio. ok, vediamo un po'. Direi di iniziare a... Vediamolo dall'alto, che dici? Sì, perché poi siamo tornati appunto con diciamo, l'aiuto dei droni, siamo riusciti a avere una prospettiva anche diversa. Esatto. Eccolo qua. Mi sa che qua c'è stata un'emergenza un attimo a casa oggi è la fortuna. Mi tolgo un attimo e descrivi pure quello che si vede. Arrivo, No, se puoi chiudere anche a me, così lo vedrò bene come Ah vuoi. sì. No, no, dai, tu rimani, che già si vede bene. Aspetta un attimo. Questo- Alexa, stop. Occhio, eh. Alexa? Ah no, ce l'ho anche io, mi risponde anche alla mia. E allora, questa vabbè, è la torre centrale, quindi si vede, non è perfettamente rotonda, non è regolarissima, e tutto intorno c'è tutto questo crollo e poi ci sono anche, diciamo, resti di muri, come se ci fosse state, come se ci fossero delle strutture tutto intorno, no? Delle casette, penso. Eh, E poi, vabbè, da qui non si vedono le cose, quello che dicevamo, no? Questo bastione intorno con le torri. Adesso... Ah, il decifratore è a casa. Sto facendo anche un po' di gossip con Adriano. Ci sei, Eccomi. Marco? Ah, Sono ok. arrivato. Pensavo detto Marco. Diciamo che Ok. essendo mancata la corrente qua è sballato tutto. Alexa incomincia ad entrare in tilt pesante e ha acceso luci ovunque, capito? Ai ai ai. Dove Là là fai? là. C'è pure Federico. Ciao Federico, ben arrivato. Questo non Ciao è che... Fede. Mi sa che non l'hanno visto in tanti questo, eh. Avete parlato di gossip o hai dato anche No, informazioni no, 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 esatto? stavo descrivendo un po', stavo parlando un po' vedi, della torre centrale che non è tonda e poi tutto Mhm. intorno c'è tutto questo materiale di crollo che praticamente è intervallato da pezzi di muro
che fanno pensare a che ci fossero proprio delle strutture. Tra l'altro è fatta anche qui, diciamo, dal nuraghe verso nord, è fatto proprio a livelli anche qua, come se Sì, ci ma fossero dei ripiani, capito? Dei terrazzi con delle strutture. È particolare, è molto particolare. esatto, Cioè, a me mi ha dato l'idea, adesso non ho nessuna competenza per poter decifrare il sito, però così a primo impatto mi ha dato l'idea tipo di una caserma. Non so cas- perché. Forse caserma. la struttura come è stata organizzata tutta la struttura, la posizione. Vediamola così, guardate anche in maniera, in movimento, insomma, per farvi capire come è fatto. Guardate un po', senza vista, eh. Qua c'è su Zipiri, in questa zona qua, Sì. qui, bellissimo. Infatti io sono rimasto innamorato, insomma, quando siamo arrivati, vedete, questa è un'immagine che ci fa lo stesso capire qua in basso, guardate la mole di di questo muro. È imponente, come dicevi tu nel filmato, è imponente veramente. Guardate, è spesso proprio. Poi guarda come è Cioè, costruito questi affioramenti rocciosi, è incredibile il posto. sì, diciamo che appunto sfruttavano anche veramente il disegno che hanno le rocce, perché vedete come fa queste curve così, è sinuoso, una sorta di barca, e poi quella di prua, insomma, così, sto un po' esagerando, molto poetico. Ma l'altro muro qua non si vede. No, da questa immagine non la vediamo. Eccolo. Ah no. Guarda qua, Oh sì, porca miseria. Questi chi guarda quanto sono è questi grosso due? il muro. Questi due chi Quelli chi sono? siamo? Io e Giuseppe. Giuseppe e te, siete voi due, sì. Sì, sì, e poi era pieno, io mi ricordo che qua, cioè, tolta tutta questa vegetazione, in realtà c'ha resti di muretti, c'ha resti di altre Sì, cose. assolutamente. Sì. No, veramente, questo è grande. Guardate, guardate me e Danilo quando siamo piccoli, perché siamo anche più in basso rispetto a voi. Questa è è la vista che non è bella. Di più. Sì, va veramente, va oltre questo, è un posto che logicamente ti ricordi che ci volevo andare, volevo fare anche proprio la super camminata per andare a vedere Kadaju, che alla Sì, fine Kadaju è o non è un nuraghe? Punto di domanda. allora, Cadagio è un insediamento su cui è stato costruito un ovile. Ok, ecco i nostri, vedete anche l'altezza del nuraghe rispetto a noi, eh. Noi abbiamo una media di 1,75 m, 1,80 m, insomma, anche quello che è rimasto è imponente. In realtà dovrebbe essere molto più alto, visto tutto quello che c'è intorno e il diametro. Cioè, vedete, guardate. Sarebbe curioso avere come parametro le tue spalle. Mi devo mettere a coso per capire quanto è il diametro da qui a qui. Quanto sarà? Quanti No, te dovremmo sono? iniziare a prendere misure 2, anche, tra 3, l'altro. 4, 5, 6, 7, spannometrico al massimo, 8, 9, 10, 11 spalle tue che saranno più o meno una cinquantina di centimetri. Più o meno ci siamo, sì. Quindi 5-6 metri. Eh sì, sono un po' 6 metri più o meno, dovrebbero essere quello. Ma in realtà bisognerebbe avere un coso, un qualcosa che ci dia un riferimento. Prima o poi ci dobbiamo prendere il bastone da 1 metro che ci dà il coso. Perché poi tramite quello riusciamo anche tramite fotografia a rivedere qual è la vera dimensione. Sì, sì. Ci sta Adriano che dice togliamo subito la vegetazione. Via, a noi il verde non piace, non sugli uraghi.
Intorno sì, ma Mi non sui piace nuraghi. moltissimo da tutte le altre parti. Da tutte le altre parti va bene. Che bello, non vedo l'ora di tornarci. Anche perché poi in basso abbiamo fatto anche delle scoperte che non riveleremo. Chissà, chissà se Da sono... approfondire e tra l'altro abitanti del posto mi hanno segnalato un altro nuraghe lì vicino che non è censito e che dovrò andare a vedere il prima possibile. Perdonami, ma ti devo togliere perché per far capire bene l'altezza di questo muro. Che poi, Sì, che questo è un cos'è? apistillonato. Guarda Che le tipo pietre come di... sono grandi. Porca miseria, cioè, sei un coso, sei un pivellino in confronto a queste cose, queste rocce. Paragonale a quelle pietre alla mia pancia per avere un riferimento. Ok, sì, ci stanno quattro pance di Martino come volume, beh, su questo, cioè, veramente importante, eh? Eccolo, modello, sei il nostro parametro di riferimento, Marti, Aspetta, esatto, mi devo fare un vestito con le con i misure, bianca e rosa, centimetri. no, con le strisce. Eia. Ecco Lì, cosa stai lì, cercando, ecco, lì c'è Cardagio, esatto, lì in mezzo. Beh, sta Qua qua no, un po' più... oltre No, vai ancora, questo, eccolo là, lì, esatto, lì, è esatto. questo. Ma Lì c'è qua il villaggio di Cardagio. in questa valle c'è una città, non è un villaggio. Perché ti ricordi quando ho mandato il drone? Sicuramente, molto probabilmente saranno degli ovili, però, mazza, è una città, oddio, cioè un'ovile città, che cos'è? Sa- Sì, sì, ci sono, diciamo, strutture in un territorio abbastanza esteso. Il presidente, eccolo, quella l'ha vista ancora dall'altra parte, Questo è il lato nord, sì. pieno Tra l'altro, di rocce con buchi così strani. sì, è granito, quindi diciamo che è abbastanza, anche qua, anche vedi, su alla mia sinistra, diciamo, quindi è Questo abbastanza soggetto all'erosione. è un granito tendente a rosa, sempre il colore. Sì. Cioè, Sì, è la stessa pietra di Suzzipiri. identica. Però su Sì. Zippi non ci sono mai stato. Qua vi fa capire ancora meglio la dimensione. Guardate, con le due mura. Questa è una foto fatta con una telecamera, con una buona telecamera, per cui c'è un grandangolo grande. Cosa vuol dire? Guardate un Aspetta, po'. aspetta, Adriano ci dice, vi siete bloccati? Non vedo più nulla. Come non vedi più nulla? Dateci conferma se si vede. No, vabbè, ma vede solo Vedo la solo la pancia di... pancia di Martino. Com'è possibile? Pronto? Aspetta. Dice che... Ma tu invece non la vedi la pancia, solo la tua pancia, scusa. No, 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 io sto guardando anche dal telefonino e vedo bene. Non so, intanto beviamo acqua. Esatto, vai, approfittane. Queste sono vecchie foto, si vede proprio la risoluzione. La differenza. Queste sono le foto che avevo fatto col telefono, le prime, diciamo. Sì, ritorniamo su questo muro. Adesso vedete le nuove immagini o siamo ancora bloccati? Non so, io lo vedo bene. Boh, Dai. non lo so, cosa Sì, sta. poi guarda che come è costruito, no? Sì, questa è Sotto questi giganteschi. questa è una pietra naturale, naturale, quindi hanno proprio riempito gli spazi. Fill the gap. Esatto, esatto. Sì, E poi sopra hanno usato delle pietre più fini per fare. Guarda quel blocco, quel masso gigantesco che c'è là. questo. Anche questo, minchia. Incredibile. Sì, sì. Questa è Saspadova. Quello è Saspadova, esatto. C'è una foto fuori luogo.
In realtà comunque ci sta perché stavamo passando lì. No. Foto di stampo su. Sconvieni. Dai, bravo. Tolto subito, tolto subito. Vabbè, per concludere la nostra simpatia potremmo far vedere queste foto qua, il cuore di pietra di Cuore Martino. di pietra. Eccolo qua. Ma cosa ne dici? Ma facciamo vedere sta Spadua. Dai, facciamo vedere anche Oppure- San Spadua. Perché comunque, secondo me, è un sito molto interessante da esplorare, che poi, che distanza sarà da cosa? Saranno 200 metri in linea Sì, d'arco. sì, sì. Vabbè, c'è Google Earth, no? Cioè, Vabbè, non voglio sollecitare troppo la regia. dice che ci stiamo bloccando fisso oggi. Strano. Oggi mister simpatia alla tecnologia. Comunque, queste sono le foto che ho io, che avevo fatto lì proprio il giorno in cui siamo saliti. Vedi già? Sì, non ci sono le mie, quelle che ho fatto col drone. Sì, vedi, anche queste qua sono fatte col Ah, drone, però sì. sono fatte. Ne ho fatto meno sicuramente di quanto ne hai fatto tu, capito? È che Sì, questa anche qui, qua. guarda, Sì, questa vedi. stanza, c'è questa stanza e poi praticamente c'è una nicchia che entra dentro il lato sud, che forse si vede da altre angolazioni. Sì, cioè vedi E poi, questa parte sì, qua. quella è la torre. No, quella è la torre. E questa qui è quella che abbiamo visto prima invece, la nicchia da quella parte. E qua vedete la quantità di roccia che c'è intorno. Ecco, dall'alto così. Vedi? Esatto, quella è la nicchia. Vedi che c'era anche una poco più su. Questa E sembra, poi c'è. sembra una galleria, potrebbe essere una parte di scala questa. Vedi che poi c'è Boh, l'altro muro così. sì. Però comunque E- non è una sola torre, sono più torri. C'è questa parte qua e questa parte qua. Vedi che sono, cioè, sì, quella diciamo, quella a est, quella dovrebbe essere la torre centrale. possente, ma poi c'è anche qua moltissima vegetazione che lo copre. Sì, questa è abbastanza profonda anche, carina, sì. Qua ci sono le ossa, guarda, si vede anche da distanza ci sono le ossa di qualche animale. Esatto. Qualche pecora, qualche agnello, Eh qualche sì, capra. esatto, così si vede ancora meglio. E Esatto, questo. quindi tu un po', ok. Un po' tu pensa anche come è fatto Basoro, no? Con la torre Sì, centrale e poi con questo bastione esatto. tutto intorno con una torre all'interno, con un ambiente, anzi, più che una torre, con un ambiente, e poi vedi c'è il muro che continua verso giù e dall'altra parte non si capisce bene perché ci sono le piante. Eh sì, c'è molta roba, ma in realtà anche qua sembra che sia un muro questo, ma tu ti sei incamminato qua, giusto? Quello è un altro muro, sì, sì, esatto, quello è un altro muro, sempre comunque una struttura che circonda il nuraghe. Poi non so se magari fosse più basso come altezza. Mm. Qua fa capire un po' la tridimensionalità del coso, del sito. Sì, c'è una curva anche in basso, qua in basso del muro. Ma c'è una quantità di roccia molto importante, guardate che vallata. Bellissimo. Oh, ma l'hai visto questo roccione qua? Dritto così. Sì, sì, dritto Vediamo un po', adesso fa il giro. C'è una recinzione che passa in mezzo. vabbè, come da tradizione. È il coso, faceva da confine in pratica. Ecco, guardate come.
non si può capire bene. Mi sa che ora era di cercare coso, cercare... Questa è un'altra giornata però. Questo mi sa che sono le tue, Ah, perché io l'ho visto solo una volta. Mm. inizia a 120 all'ora, sto andando lì. Eh sì, Non era neanche però... sport questo, era il Gran Premio proprio. Anche Martino, come possiamo fare noi? Perché poi, come dire, ci emozioniamo molto facilmente vedendo queste immagini e verrebbe voglia di capire veramente come erano fatti tutti. Che poi queste qui sono torri anche abbastanza integre in realtà rispetto ad altri nuraghi della zona che in realtà sappiamo che non ne varrebbe neanche la pena ripulire. Ma questo è Santo Urum, secondo me. Guarda se si Cioè, vede sotto. Aspetta, vediamo un po' se a un certo punto si inquadra sotto quello che ti dicevo prima. da Qua questa giù, parte, vedi? Adesso io, vabbè, so dove l'ho visto. È giù, dove c'è questa specie di collinetta, no? Che adesso è a nord, no? che ci sono dei muri. C'è proprio una struttura circolare e poi sì, ci sono dei muri, ci sono. Mhm. Insomma, diciamo che non te ne sei fatto a mancare anche tu di video. Ti dà molto, ci dà molta... Vedi un muro. Quello era molto spesso. Ma era muro... Sì, Sì, hai ragione, stile Basolo, cioè nel senso che c'è il bastione e poi in la, questo la torre. ambiente, sì, all'interno del bastione. Poi non so se magari può darsi che magari continuasse anche fuori con una torretta. Sì, ma è pieno di pietre che sembrano comunque dei resti del nuraghe. Guarda un po'. Poi lì vicino, lì, lo vedi quella valle che c'è là dietro? Non so se l'hai visto Aspetta, a ritorniamo. ultimo. Si vede questa specie ecco, è quella lì. Questa Lì vallata c'è, così. esatto, lì c'è una zona che è molto curiosa dove c'è questa vasca, Questa qui. sembra quasi un... E dove l'ho fotografato? Ci dovrebbe essere nelle foto. Eh, No? però Finiti- non so se ci sono le foto, perché non è che carichiamo tutto sul drive, quindi io magari quello che ho trovato ho preso. Ah, ok. Sono Allora dovrò arrivato metterlo. all'ultimo. Un attimo. Vabbè, dai. In ogni caso, Allora, abbiamo detto Santuidu. Perché potrei... Allora, come abbiamo detto, si chiama Saspado. Saspado... no, è però Muravera. Moravera. È Esatto. Murera. Mhm. Moravera. Vediamo un po'. Vediamo un po' se ce li ho io. Ma tra l'altro io ho foto anche da sopra, vedi? Vabbè, potrei condividere io, no? Ah, poi Mm. lì ho trovato una cosa curiosissima, Marco, che è vero. Adesso, allora, vediamo un po'. Ok, se dici Guarda qua, che condividi, prova condivido a fare io. qua. Provaci, proviamo. Tutto si dovrebbe Faccio. poter fare. Io provo a Allora, ingrandirti. sentiamoci Anche questa tu. nuova impresa. Vai, si Ora, condivida. Guarda quanto sei condivido grande. schermo. Ok, guarda com'è. E che? Che cos'è? Allora, questa è una cosa che mi ha incuriosito moltissimo, perché è un pezzo di sughero. Eh, Pezzo di sughero. È un pezzo di sughero che era dentro lì, diciamo, in quell'ambiente, in quella stanzetta. Ah, ma Strani. è No, no, pietrificato, no, no, no? è sughero proprio, con questi segni.
Stai attento che qua qualcuno potrebbe uscire con teorie particolari. Vabbè, è tutto con loro il resto. Qua vedi, si vede meglio la Eh. nicchia, vedi questa trave con Ah, questo porca corridoio che vacca, entra questa qui dentro. mica... Vedi che il drone non ti permette di vedere tutto. È giusto anche andarci. Guardate un po', Sì, mica si vedeva che c'era quell'architrave così. sì, questa architrave e poi entra dentro questo corridoio. No, pazzesco. Eh. Jimmy, si vede bene? Qua una foto artistica, vedete? Mhm, Questo è il pezzo della torre centrale. Adesso dovrei aver ripreso anche questa è la pietra. Non so perché. Erika, qui c'è il Eric. crollo. Vediamo un po', no? Allora, io scorro. Qui, vabbè, c'è il panorama. Panorama. Poi, sì, di solito ne faccio sempre due o tre. Allora, qui sto già andando in quella valle in cui ho detto che c'era quella roba curiosa. Mhm. Ed è codesta. Sta scodella. La scodella, che è grande. Adesso io, vedi, dobbiamo imparare a mettere qualche riferimento per capirne la dimensione. Mhm, Però è bella grandetta, eh. Vedi, non siamo molto lontani dal sito. Qui stavamo salendo verso Santoro. mhm. E io ne ho visto, E c'era questa... mi pare che dal video se ne veda una vasca molto grande, con diversi fori. Non so se l'hai notata, però Sì, credo siano sempre naturali, sai, in pratica. sì, sì, questa è l'unica cosa, cioè, a prescindere dalla vaschetta, se è naturale o meno, era proprio tutto l'ambiente anche circostante che un po' era curioso. Mhm. Ok. Poi ecco Adesso qua, cioè, sono curioso di vedere come si vede, perché Jimmy dice che ci vediamo male. Il bello che sta andando a 2 mega al minuto, sta andando la trasmissione, quindi sta andando abbastanza bene, ma non riesco a capire perché ma sia ripeto, io così. sto guardando dal telefonino, cioè dal telefonino sono dentro il canale, ok? E la vedo bene la diretta. Quindi non E so, anch'io lo vedo bene. Boh. non capisco. Vabbè, poi ce lo riguardiamo anche il video una volta che abbiamo finito. Provate ad uscire dalla live e rientrare. Chissà, chissà. Ecco Tornato. qua, tornato Martino in dimensioni ciclopiche. Eccoti qua. Comunque voglio un computer per fare gaming. Ragazzi, incrociate le dita perché, perché potrebbe arrivare così il regalo di Babbo Natale. E non avere più problemi di regia. Basta. Basta. Altrimenti la finiamo ad utilizzare StreamYard e va tutto quel paese. Ok, Marti, Bene, che dici? Ringraziamo anche per questo, per lo scorso fine settimana. assolutamente sì. Abbiamo scoperto ancora più cose in un posto veramente interessante e visto che abbiamo avuto dei donatori molto gentili, io direi di fare una seconda ripresa, cioè un secondo Giornata, taglio, una seconda giornata in primavera, quando può venire assolutamente. anche questo, quando c'è anche lui. Che Mandalo, dici? mandalo Marco, uno o due video della polizia, dai, così abbiamo sabato, per chi non lo sapesse, abbiamo fatto la pulizia del nuraghe Porto Pirastro a Capoferrato, un nuraghe che praticamente è dentro il mare, uno dei nuraghi di mare, come li dico io, no? È in un Mhm, promontorio a Capoferrato che si incunea proprio dentro il mare, in prossimità di un approdo, che ancora oggi è un approdo, ma è un approdo storico, quindi probabilmente anche all'epoca in cui era abitato il nuraghe, lì c'era un approdo. E questo villaggio, questo nuraghe è particolare perché c'ha un villaggio intorno, cioè gigantesco. Abbiamo che trovato dei arriva segni fino all'acqua. fino all'acqua, segni di capanne anche a una certa distanza dal nuraghe vero e proprio, e in una strada, tra l'altro, vabbè, lasciamo perdere, l'hanno ruspato per fare una strada, però sono ancora evidenti i segni
del Ti ricordi, villaggio. ti ricordi quando ho fatto il primo documentario? Ho detto, ma che cavolo, non è possibile. Sì, 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 noi l'avevamo Che visto. dall'alto si nota molto di più perché quando passi tu hai trovato un pezzo gigantesco di un coccio gigantesco, Sì, sì. ma dal basso non è che si veda tantissimo. Poi dall'alto invece abbiamo notato. Allora, adesso è in caricamento. Eccola. Oggi Vabbè, giornataccia ce delle... l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, eccolo qua. Carica. Tutto pinguino. Ammazza, partita in quinta. Ed eccolo qui. Vediamo. Che dici? Ci togliamo noi? Sì, Sì, così, così si vede meglio. Eccolo. Presidente a dare riferimento. E insomma, mm, si è fatto Di Giovanni presto. 8,12 è uno dei più forti. Egli, Gesù Cristo, è questa luce Questa è la succia. soave che sorge per dare luce alla nostra vita. Ha scelto lui di parlare, sarà un segno. Guarda. Sarà un segno. Comunque, Va bene. il nostro amico Minutilla, Minutella. Comunque, con la benedizione di Padre Minutella, ci possiamo vedere settimana prossima prima delle vacanze. Sì, va Ok, bene, dai. Di ok, cosa parliamo? Quando sarà? Sarà il 22. il 22. Christmas party, live party, Christmas live party. Ok. Va bene, dai. Poi decidiamo l'argomento. Vediamo, non lo so, suggerimenti da casa? Volete sentir parlare di qualcosa? Niente. No, mi sa che ci hanno perso loro a noi a loro. Mi sa che Oggi ci hanno oggi abbandonato. c'era un problema di connessione. Tocca rifarla, Va bene, dai, vediamo se tocca rifare la puntata su Sant'Uro. Non questa volta, la prossima volta, ma in futuro. Ah, In ogni caso, dai, ringrazio sempre tutti per aver partecipato. Speriamo si sia visto qualcosa, sia visto bene. Un abbraccio, troverete la puntata registrata sul canale YouTube. Eh, Ciao a tutti, ciao Marti. Ciao, ciao Marco. Ciao, buonanotte.